Arnaldo Bovoletta, produttore di sementi polesani di Rovigo, oltre che essere un agricoltore è anche un commerciante. Dialogo oltreoceano, un'opportunità o un problema? A seconda di dove la vediamo, secondo me potrebbe anche essere un grosso problema, in quanto noi polesani abbiamo colture che potrebbero cozzare con l'import di questo Mercosur. Chi è il Mercosur? Quando parliamo di Mercosur parliamo di Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay e logicamente sono paesi che possono solo esportare derrate, le derrate che anche noi le facciamo, tipo soia, mais, grano magari non tanto, però riso, zucchero, allevamento sia bovino che i polli, e quindi è un problema enorme che adesso la comunità europea dovrà affrontare anche per dare più spazio alla nostra agricoltura. Ecco, lei diceva, facciamo fatica in questo momento ad affrontare una concorrenza dove non ci sono regole. Noi in Italia e quindi anche in Europa abbiamo dei vincoli che altri paesi non hanno, ciò nonostante arrivano queste derrate che non riusciamo a far concorrenza perché non hanno i nostri vincoli. La famosa reciprocità. Noi, come ben diceva lei, noi dobbiamo produrre sotto determinate regole, sotto determinati parametri, sotto determinati anche da un punto di vista come antiparassitari, dobbiamo rispettare l'ambiente, dobbiamo rispettare anche l'aspetto sociale importante, va bene? Quindi sono tutti accorgimenti che magari, tutte regole che magari nel Mercosur, nei paesi dell'America Latina, sono regole che molto probabilmente vengono seguite, vengono affrontate. E quindi l'Europa deve assolutamente fare molta attenzione e tutelare le nostre aziende agricole, tutelarle sotto questo aspetto. Basti pensare che il Mercosur in questo momento esporta sul territorio europeo qualche cosa come 21 miliardi di agroalimentare. Noi ne esportiamo 2 miliardi, cioè loro ora esportano il 10 volte in più. Quindi togliendo i dazi, quanto riusciranno a fare? Molto ma molto di più. Logicamente, secondo me, c'è un interesse dei paesi forti tipo Francia e Germania che in cambio di questi accordi loro esportano materiale tecnico, meccanica, farmaceutica, chimica. Okay? E quindi per noi potrebbe diventare un grosso problema. Dialogo oltreoceano sarà una grossa opportunità o la morte dell'agricoltura, secondo lei? Secondo me bisogna assolutamente governare questo accordo. È un accordo che va governato, anche perché a proposito di dazi bisogna considerare che il 20 di gennaio arriverà la bomba Trump, che quindi qui anche loro, gli Stati Uniti, è sicuro che metteranno altri dazi, soprattutto sul nostro agroalimentare. Finisco con l'ultima domanda un po' provocatoria. Lei ha detto che bisogna governare questi accordi. Abbiamo le persone giuste per farlo? Dico a Bruxelles e anche a Roma. Sicuramente sì, abbiamo il presidente Giansanti, che tra l'altro è stato nominato presidente di Copa Cogeca, quindi abbiamo l'uomo giusto al posto giusto e nel momento giusto, perché è l'uomo che dovrà regolare o partecipare molto in questo accordo, ma non solo, ma dovrà tenere in particolar modo unita tutta l'agricoltura europea, tutti gli agricoltori europei. Lui praticamente rappresenterà l'Europa agricola e quindi per noi è un momento importante e io ho molta fiducia nei confronti del nostro presidente nazionale Giansanti.